Benissimo, allora direi che possiamo cominciare puntuali questa conferenza stampa. Benvenuti a tutti e grazie di essere qui collegati in streaming. Per chi non mi conoscesse mi presento, appunto, sono Alessio Cocchi, responsabile della filiale italiana di Universal Robots. Vorrei appunto presentare il documento che abbiamo prodotto, che è appunto l'oggetto di questa conferenza stampa, che è la Carta delle idee della robotica collaborativa. È un documento che, diciamo così, nasce a seguito di un evento che abbiamo fatto il 26 novembre con oltre 700 iscritti, unendo diversi stakeholder dal mondo della ricerca, il mondo della formazione, il mondo del trasferimento tecnologico, il mondo dei sindacati e ovviamente il mondo industriale, quindi dei clienti che utilizzano i cobot quotidianamente, proprio perché come pionieri e leader della robotica collaborativa avevamo deciso come Universal Robot appunto di dare un nostro contributo per un rilancio industriale del paese e, e non solo ovviamente, per un prossimo futuro, appunto convocando diversi stakeholder e riunendoli tutti insieme in questo evento appunto digitale di fine novembre, con il fine di di fare un po' il punto sulla tecnologia dei robot collaborativi e soprattutto di come questa tecnologia potesse essere evoluta, adottata e soprattutto implementata nella realtà industriale del nostro paese, fatta in prima persona ovviamente da PMI e anche da grandi appunto aziende. È ora di dare concretamente vita a questa conferenza stampa e ho il piacere appunto di passare la parola al professor Bruno Siciliano, nostro gradito ospite per la seconda volta. Prego Bruno. Salve Alessio e grazie ancora dell'invito e buongiorno a tutti gli amici e collegati. Dunque, io cerco di stare in 5 minuti e partirei proprio da quella che negli ultimi 20 anni è stata una vera e propria eccellenza italiana nella robotica. Questo noi che siamo in campo accademico, in campo scientifico, misuriamo questa eccellenza con delle metriche, con degli indicatori che riguardano l'impatto delle pubblicazioni scientifiche. Bene, secondo 3 di queste metriche, l'Italia è al primo posto su una di queste metriche ed è al secondo posto solo dietro gli Stati Uniti. Eccellenza che ha portato in questi 20 anni a uno score di 200 progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea per più di 120 milioni di euro. Il Paese Italia ha avuto un ritorno del 16,5% dei finanziamenti totali a fronte di un contributo del 13% alla ricerca comunitaria. Alcune tematiche scientifiche, tra cui quella proprio, diciamo, centrale, oggetto della Carta delle idee di oggi, come la robotica collaborativa, ma non solo la robotica collaborativa, la biorobotica, le interfacce aptiche, la robotica soft, la roboetica, sono nate in Italia a livello di comunità scientifica. Io ho avuto il compito di coordinare il gruppo di lavoro per conto del MUR del cosiddetto Piano Nazionale della Ricerca per il settennio 2021-2027. Questo piano era organizzato in 6 grossi cluster, il quarto del quale è quello dedicato a informatica, industria e aerospazio e in qualche modo ripercorre quello che è il secondo pillar del piano strategico di Orizzonte Europa. Bene, nel lavoro che abbiamo svolto durante il periodo di lockdown di questa, diciamo, di questa emergenza pandemica con Antonio Bicchi in qualità di presidente di AERIM e altri colleghi che ringrazio, Paolo Rocco, collega di Andrea al Politecnico di Milano, Paolo Fiorini a Verona e Angelica Pier all'Università Libera di Bolzano, abbiamo stilato questo documento in 6 scenari chiave. Il Ministero parla di articolazioni. Questi 6 scenari chiave sono in qualche modo riflettono quella che è l'organizzazione della ricerca in robotica a livello europeo, vale a dire la manifattura agile, l'ispezione e la manutenzione, il settore dell'agroalimentare e il settore della salute. Bene, noi a queste 4 aree strategiche di Orizzonte Europa abbiamo voluto aggiungere la mobilità ai veicoli autonomi, perché a tutti gli effetti un'auto autonoma
è comunque un robot a tutti gli effetti, e tra l'altro l'Italia ha anche un'eccellenza in questo settore, e una nuova area applicativa che secondo noi è di grande interesse è quella che noi abbiamo definito come ambienti ostili e non strutturati, che in qualche modo è trasversale, no, per certi versi alle aree precedenti, ma che riguarda quella che è stata uno dei punti anche messo in evidenza nel messaggio del Ministro, cioè il fatto della sicurezza e dell'accettabilità dei robot nella nostra società. Per cui nel momento in cui si parla di distanziamento fisico, di smart working, questo può essere esteso anche a livello fisico, consentendo l'operazione di macchine, di servizi a distanza, al di là di quello che noi stiamo vivendo in questo periodo, seduti sempre vicino al computer. Le tecnologie abilitanti che abbiamo individuato affinché queste 6 aree chiave possono essere sviluppate in quello che auspicabilmente sarà un investimento del Paese Italia in questo settore a fronte dell'eccellenza. Io parlavo dell'eccellenza solo in campo accademico, ma l'eccellenza è misurata, i 120 milioni che sono tornati in Italia non sono solo tornati ai laboratori di ricerca in campo universitario o nei centri di ricerca tipo l'Istituto Italiano di Tecnologie, ma anche alle aziende, alle grosse aziende tipo Universal Robots e un ventaglio di piccole e medie imprese, di start-up, di gruppi universitari che sono stati sempre tradizionalmente molto attivi. Bene, in queste tecnologie abilitanti, il ruolo chiave come attore polivalente per tutte le 6 articolazioni della robotica collaborativa è stato evidenziato nel documento e trovate ovviamente riscontro nella Carta delle Idee. A me piace concludere con 2 messaggi. Il primo è un messaggio che io condivido con gli amici della comunità di IRIM, che è quello che noi, diciamo, ci riconosciamo in questa. Si parla tanto di robotica e intelligenza artificiale, di intelligenza artificiale e robotica. Noi veniamo da un ventennio di esplosione, di forte gradiente delle tecnologie della comunicazione e della informazione. Chiaramente, qui si parla di ICT. Bene, nel momento in cui diamo realtà fisica alla intelligenza artificiale, nel momento in cui capiamo che i robot hanno un'intelligenza, come si può dire, incorporata, embodied, noi stiamo vivendo una transizione verso le cosiddette tecnologie della interazione. E come evidenziato nel messaggio del Ministro, ed è proprio grazie al fatto di poter combinare il gemello digitale che tradizionalmente ha caratterizzato questo ventennio di tecnologie di ICT col gemello fisico, col gemello tecnologico che la robotica fornisce, noi stiamo vivendo una sorta di nuovo, a me piace parlare addirittura di, come ho scritto nella carta, di rinascimento tecnologico, di un nuovo umanesimo tecnologico in cui la semplicità d'uso offerta dal cobot sarà il collante, consentirà non solo di rivoluzionare l'approccio produttivo, ma anche di avere un grosso impatto sul vivere quotidiano. E mi fermerei qui. Vorrei coinvolgere Bruno in una domanda del signor Massimo, che utilizza già Cobot in maniera soddisfacente da diversi anni, ma nota in realtà un poco interesse dal punto di vista di interazione università, scuole e aziende. E quindi chiedeva appunto come ci potrebbe essere eventualmente una nuova visione del lavoro informando anche docenti appunto delle università. Ma diciamo che lo ha detto già Antonio prima, nel senso che noi siamo molto sensibili al ruolo della formazione professionale. È chiaro che da docenti in università ci piace coccolare quelli che saranno i nuovi ricercatori del futuro, però se guardiamo alla formazione universitaria e parlo non solo delle lauree magistrali, perché chiaramente la robotica è una materia che viene tipicamente insegnata non nel percorso triennale ma nel percorso biennale della laurea magistrale. In parallelo a questo però sono nati dei corsi di laurea
professionalizzanti che sono su 3 anni, quindi sono delle lauree triennali che poi non consentono ai laureati poi di iscriversi alla magistrale. E per esempio noi a Napoli abbiamo un corso di laurea professionalizzante in ingegneria meccatronica, in cui chiaramente la robotica gioca un ruolo rilevante. Quindi è la formazione di, possiamo dire, dei super tecnici con competenze sulla parte meccatronica. Ecco, questo è un primo esempio e mi risulta, se non vado errato, che anche a Bologna sia partito in parallelo un percorso professionalizzante triennale. Era un po' quello che fu l'esperimento di 15-20 anni fa in università dei cosiddetti diplomi universitari, che però in buona sostanza funzionarono bene, almeno per quanto riguarda la realtà ingegneria, solo nel caso dell'ingegneria informatica. Perché? Perché c'era grossa richiesta di super tecnici che fossero in grado di, per esempio, lavorare in tutto il mondo dello sviluppo delle app, no? Per cui in realtà gli sbocchi professionali per quel diploma furono molto, come dire, soddisfacenti. Ora, il problema qual è? Infatti l'ho letto anche in chat. Cioè, è ovvio che un conto è la riconversione diciamo, della forza lavoro, e questo in qualche modo è un qualcosa che sta già avvenendo. Perché? Perché le aziende hanno capito che diciamo, cioè, alla fine non esiste più il concetto del posto di lavoro fisso per una sola azienda, quindi c'è molto turnover. L'altro è quello di introdurre la robotica già a livello delle scuole superiori, addirittura anche delle scuole medie. Noi per esempio in Italia siamo stati tra i primi. C'è un'associazione con sede a Genova, che è la Scuola di Robotica, presieduta da una filosofa della scienza, Fiorello Aperto, con diversi validi collaboratori, che addirittura hanno portato la robotica alle scuole elementari. Per esempio al Georgia Tech ad Atlanta, il centro che si chiama proprio RIM, Robotics and Intelligent Machines, già da tempo ha sottoscritto un protocollo con tutti gli istituti e le scuole, quindi diciamo liceali, istituti tecnici nello stato della Georgia, con il supporto di Microsoft, per la diciamo, fornitura di kit che consentissero agli studenti nella scuola di apprendere facilmente e di prendere confidenza con quello che è poi, diciamo, la tecnologia. Il ministro Massa parlava appunto delle STEM. Bene, a mio avviso, insomma, probabilmente è un'opinione di parte, ma la robotica consente in piena coerenza con quella che è la definizione che è stata richiamata da Antonio, cioè di connessione intelligente tra percezione e azione, di capire il ruolo e l'importanza della matematica e della fisica nel realizzare dei sistemi, chiamiamoli così, automatici, no? Quindi quello è un qualche cosa che tutti quanti stiamo già facendo. È ovvio che poi nel momento in cui si parla di ricerca avanzata bisogna avere delle conoscenze, come dire, molto professionali. Però faccio ancora un esempio che secondo me ha funzionato bene in questi ultimi 2 o 3 anni, che ha visto anche il supporto di IRIM, il Maker Faire Europe, che è il più grosso evento di Maker Faire che si tiene in Europa, e in genere si fa a Roma in autunno. Quest'anno è stato ovviamente tutto virtuale a dicembre scorso. Bene, io da 4 anni collaboro con l'Agenzia Innovazione della Camera di Commercio, e strategicamente abbiamo ritenuto che era fondamentale, cruciale, cercare di avvicinare i 2 mondi, quello della ricerca più avanzata con tutti i prototipi che vengono sviluppati, al mondo dei makers, cioè agli hobbisti, agli appassionati della tecnologia. E abbiamo portato i gruppi di ricerca, non solo italiani ma anche europei, in questo grosso spazio espositivo della Fiera di Roma. Cioè il Maker Faire fa 100.000 visitatori
all'anno, ogni edizione, quindi non sono pochi, dai bambini diciamo, a tutte le fasce della popolazione. Ecco, insomma, secondo me questa operazione di comunicazione e di sensibilizzazione verso il lato positivo, lo diceva anche Francesco Messano, diciamo, poc'anzi, cioè il fatto di capire che questa è una tecnologia coadiuvante, una tecnologia che può migliorare in tutti i sensi il lavoro, lo stile di vita delle persone. Ecco, questa coscienza deve nascere anche a partire diciamo, dalle scuole. E chiaramente, diciamo, la scuola è la palestra di formazione di quelle che saranno, che sarà la società del futuro. Per cui è ovvio che nel breve è opportuno che le aziende, e questo l'hanno già capito, è importante riconvertire il lavoro e far capire come ci sono degli indubbi vantaggi, no? Si parlava degli esoscheletri per la riduzione dei disturbi muscoloscheletrici, per posture più ergonomiche, però allo stesso tempo c'è la necessità di andare a creare le condizioni, a fertilizzare dai livelli più bassi, e questo è un qualche cosa che almeno in Italia noi stiamo già facendo e che sicuramente dovremo fare di più, e speriamo che, come diceva anche Andrea, che le istituzioni supportino questo processo di, come dire, diciamo, di continuing education, che in qualche modo potrebbe portare di qui a 10 anni a una società in cui diciamo, dei dispositivi, delle macchine intelligenti diventino intuitivi e se ne capirà, diciamo, l'importanza e l'utilità per il mondo del lavoro e anche per tutti diciamo, gli ambienti, come dire, sociali.